376 trapianti nel 2022, il 62,3% di tutte le operazioni fatte in Veneto. Un record, quello dell'azienda ospedaliera di Padova. Abbiamo una squadra trapianti veramente eccellente, quindi a loro va il grazie, ai professori universitari, ma a tutta l'equipe che lavora con loro. Sono dati importanti, però non dobbiamo mai dimenticare che c'è appunto il donatore a monte, no? Un impegno per tutti i centri trapianti dell'ospedale padovano. L'ospedale di Padova è sempre disponibile a fare trapianti in qualsiasi momento e probabilmente la professionalità di questo ospedale ci permette di affrontare anche casi che normalmente non vengono affrontati magari in centri minori. Un risultato frutto anche della ricerca e del perfezionamento dei trapianti, che ha visto come donatori persone di tutte le età. Abbiamo trapiantato questo organo, questo fegato di 94 anni, dopo averlo messo in una macchina da perfusione molto particolare, molto complessa, lo abbiamo in qualche modo rigenerato, ricondizionato, come diciamo noi, e lo abbiamo impiantato con eccellenti risultati. Un'attività trapiantologica che sta tornando ai tempi pre-Covid. Teniamo conto che veniamo fuori dal Covid, stiamo rivedendo un po' tutti la luce e abbiamo fatto un'attività trapiantologica incredibile. Padova in modo particolare per il polmone è sempre stato in una crescita costante. L'obiettivo ora è cercare di sensibilizzare sempre più l'opinione pubblica sul tema della donazione. Abbiamo ancora una percentuale di poco superiore al 20% che si oppone alla donazione. Questo è un dato che sul quale sicuramente dobbiamo lavorare, sicuramente inferiore rispetto al dato nazionale, però da qua l'importanza di fornire informazione e comunicazione a tutti coloro che decidono di scegliere o meno di donare.